In occasione della Giornata Mondiale del Rene, il reparto di nefrologia e dialisi dell'ospedale Santissima Trinità di Sora ha aperto le porte ai cittadini per un'iniziativa dedicata alla prevenzione e alla sensibilizzazione sulle patologie renali. L'appuntamento, promosso dalla ASL di Frosinone nell'ambito della campagna internazionale sostenuta da Fondazione Italiana del Rene e Società Italiana di Nefrologia, si è svolta giovedì 12 marzo con una giornata di screening nefrologici gratuiti rivolti alla popolazione. Dalle 9 alle 16, presso il reparto del nosocomio Sorano, i cittadini hanno potuto sottoporsi a visite nefrologiche, esami di controllo e misurazione della pressione arteriosa. Nel corso della giornata è stato inoltre distribuito materiale informativo con l'obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza sull'importanza della prevenzione e della diagnosi precoce delle malattie renali. Lo scopo dell'evento è infatti quello di informare la popolazione, individuando persone che potrebbero avere problemi renali senza esserne consapevoli, indirizzandole verso percorsi diagnostici e terapeutici adeguati. Questa giornata si inserisce in una serie di iniziative promosse in Italia dalla Fondazione Italiana del Rene e dalla Società Italiana di Nefrologia per informare la popolazione sui problemi riguardanti le patologie renali. Nel nostro caso cerchiamo anche di intercettare persone che non sanno di avere problemi renali e in tal caso indirizzarli verso dei percorsi di approfondimento diagnostico terapeutico. La malattia renale cronica è una malattia in aumento, l'incidenza è in aumento, oggi un adulto su 10 nel mondo soffre di una malattia renale. Nel maggio dello scorso anno l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha stabilito che la malattia renale cronica è la principale malattia cronico-degenerativa. In Italia circa 5 milioni soffrono di malattia renale. Perché vi è questo aumento dell'incidenza? Vi è un aumento perché è in aumento l'età, la sopravvivenza, ma sono in aumento l'ipertensione, il diabete, l'obesità, sono tutti fattori di rischio che incidono sullo sorgere delle patologie renali. La malattia renale cronica è per lo più asintomatica, ecco perché noi dobbiamo intercettarla il prima possibile per così il paziente possa essere preso in carico dal nefrologo precocemente. Bastano 2 semplici esami, la creatinina e l'esame urine. Sono 2 esami che al costo di poco più di 2 caffè ci dicono già tanto. E al riguardo in Parlamento è in itinere un disegno di legge che una volta approvato consentirà ai medici di famiglia di effettuare degli screening su determinate fasce di popolazione. Lo slogan di quest'anno è vicini alle persone, attenti al pianeta. C'è quindi un richiamo al problema della sostenibilità ambientale, perché la dialisi purtroppo inquina. Noi consumiamo per ogni trattamento dialitico circa 250 litri di acqua, oltre all'elettricità, oltre ai materiali di monouso di scarto, le plastiche che noi dobbiamo smaltire. Certo, questo non dobbiamo per questo demonizzare la dialisi è un trattamento fondamentale, un trattamento salvavita, ma noi quello che dobbiamo fare è fare prevenzione, intercettare precocemente le persone con problemi renali per rallentare il più possibile il progredire della patologia e non arrivare alla dialisi. E al riguardo oggi abbiamo anche a disposizione dei nuovi farmaci che ci consentono di rallentare e di arrivare il più tardi possibile alla dialisi.